In questi tempi difficili, molte parole hanno perso il loro significato originale, assumendone un altro. Ad esempio, buonismo. Lo si usa oggi per tacciare un avversario politico di essere lassista verso gli immigrati. Viene usato spesso dal centrodestra e in specie dai leghisti. Ma cosa vuol dire essere buonista? Secondo me essere buonisti vuol dire usare verso il prossimo, più povero e debole, umanità e civiltà. Ad esempio, verso gli immigrati non importa se illegali, che spesso lasciano i loro paesi natii per cercare nel mondo sviluppato una vita degna di essere vissuta. Certo l'Italia non può accogliere tutti, anzi deve rispedire senza indugio a casa loro chi viene per delinquere. Ma non deve dimenticare mai chi viene da noi. Chi sbarca con vecchie bagnarole sulle nostre coste sono esseri umani, non animali. Se vogliamo giustamente non far soffrire le bestie, e anzi sono previste delle pene severe per chi, ad esempio, maltratta o abbandona un cane, e a maggior ragione serve avere umanità verso il nostro simile. È di questi giorni la querela nata tra la Lega e la Giunta regionale riguardo alla scelta della Giunta stessa di rendere gratuita la circoncisione per motivi religiosi. Le motivazioni che ha dato l'assessore Cosi per questa scelta sono condivisibili al 100%. Dopo i casi di Bari dove sono morti 2 bambini e quello che è avvenuto recentemente nella nostra provincia in cui un neonato ha rischiato di morire a causa di una circoncisione fatta probabilmente senza strutture igieniche e professionalità adeguate, la Regione ha risposto in modo corretto. Purtroppo la Lega ha reagito a questa scelta di civiltà in un modo sgangherato che dovrebbe far arrossire chi le pronuncia. Ormai, dopo tanto abbaiare, abbiamo il cuore e degli schemi mentali che ci fanno sembrare normali casi che normali non sono. Per cui se usare attenzione a integrarsi persone che hanno altre culture e religioni e sono nel nostro paese per lavorare e si comportano da persone per bene e non sono tra noi a delinquere, se questo vuol dire essere buonista, ebbene io lo sono. Un altro termine abusato è giustizialista. Spesso Antonio Di Pietro viene aggredito dai suoi avversari politici usando questo termine. I giustizialisti, nella accezione corrente, sono coloro che vorrebbero mettere in galera tutti. Sono anche chiamati in modo volgare e sbrigativo manettari, cioè quelli delle manette. Sono il contrario dei garantisti, ovvero quelli che dicono che tutti sono innocenti fino a sentenza e oltre. Dico oltre perché per i garantisti è a senso unico, anche dopo che un uomo politico, un uomo potente è stato giudicato e condannato definitivamente, continuano a proclamarlo innocente e quindi un perseguitato. Craxi insegna, egli è morto da latitante, è scappato in Tunisia dalla giusta pena, essendo stato condannato per corruzione e concussione. Eppure per i nostri garantisti a giorni alterni, egli è vittima del giustizialismo del pool di Mani Pulite. Ed è morto quindi in esilio. Stupidaggine. Per cui, visto che milito nell'Italia dei valori di Di Pietro, ho problemi identitari. Mi dicono buonista, ma anche giustizialista o manettaro. È una contraddizione in termini e io non mi ci raccapezzo più. Un'altra frase abusata è la percezione della paura, cioè la paura irrazionale per qualcosa che non esiste. A questo proposito riporto da Repubblica un caso da manuale. In una dichiarazione il ministro La Russa ha parlato di sicurezza a Milano. Ha detto che nel luglio scorso nella zona della stazione centrale sono avvenuti 9 stupri. Ho pensato ad un errore di stampa in quanto non ricordavo né paginate sui quotidiani né servizi televisivi su queste violenze. Il giorno dopo il vice sindaco di Milano, decorato di Alleanza Nazionale come La Russa, fa una precisazione e scrive: è vero che ci sono stati questi stupri, però non sono stati compiuti tutti nella zona della stazione centrale, bensì anche in altre zone della città. Comunque il dato dei 9 stupri in un mese è vero. Ora la domanda che mi faccio è: ma non era Roma che prima delle elezioni era sempre in prima pagina per stupri e violenze sulle donne? Sembrava che questi maledetti violentatori trovassero le proprie vittime a Roma e a Milano tutto fosse tranquillo. E allora è evidente che sono stati i media, giornali e televisioni a creare, io dico ad arte, una realtà di paura per cui a Roma percepivano più paura che a Milano. Anche se, come abbiamo visto, nella capitale lombarda non c'era da stare molto allegri. E allora bisogna ritornare a chiamare con il loro nome le cose, così ad esempio guerra è guerra, non missione di pace, il razzismo è razzismo, non sicurezza, i corrotti sono corrotti, non vittime
vittime del giustizialismo. I processi sono processi, non guerra tra giustizia e politica. Il mio invito allora è: informatevi, riflettete, non cadete nel tranello dei facili slogan. Forse sbaglierete, ma almeno lo farete con la vostra testa. Arrivederci a mercoledì prossimo.